Ha chiesto un finanziamento da 10.000 euro per investire nella propria attività, ma quando nella filiale di fiducia di Veneto Banca le hanno proposto di prenderne 14.000 per avere condizioni più vantaggiose, un'imprenditrice quarantenne di Santa Maria di Sala non ci ha pensato due volte e ha accettato. Poi però l'amara sorpresa. È successo che la signora ha accettato e una volta che ha investito i 10.000 euro è andata a chiedere anche gli altri 4.000 che gli avevano concesso. Ed è a questo punto che è sorto il problema, perché la banca prima ha temporeggiato e poi gli ha fatto capire che in realtà quei 4.000 euro erano stati investiti in azioni della banca. Ovviamente fa parte del finanziamento, quindi quei soldi che lei in realtà voleva investire nella sua attività, 4.000 euro di quelli di 14.000 sono in realtà finiti appunto in azioni che ormai sappiamo che valgono carta straccia, quindi sì, noi non vogliamo parlare di truffa, però se non è una truffa poco si avvicina abbastanza a questo termine. A quel punto la donna ha deciso di rivolgersi all'Associazione in difesa del consumatore. Tramite la nostra associazione chiederà chiaramente il rimborso e il risarcimento di tutto, però è molto probabile che lei si muova anche in un'altra direzione per fare anche un'azione legale nei confronti della banca, perché in effetti qua stiamo parlando di una situazione in cui la persona non aveva assolutamente acconsentito a un finanziamento parziale, quindi metà prestito e metà azioni. Se avesse saputo che i 4.000 euro sarebbero andati in azioni, non avrebbe assolutamente accettato il finanziamento. Infatti, quando ha saputo di questa situazione, è rimasta assolutamente di stucco, anche per il rapporto di fiducia che c'era con i funzionari della banca stessa.